Ancora un ben ritrovati, eccoci con voi la linea. I lavori di riasfaltatura che stanno coinvolgendo una parte del tratto di Ponte Bana a Tricesimo stanno provocando gravi disagi al traffico. L'impresa dovrebbe terminare entro 20 giorni, si tratta di un'opera inevitabile a causa del passaggio giornaliero di 20.000 auto e 500 mezzi pesanti. Sindaco, sono giornate piuttosto impegnative per il traffico di transito qui a Tricesimo perché state effettuando dei lavori di asfaltatura. Se lo chiedono i residenti e anche gli automobilisti che sono costretti a delle deviazioni. Quando finiranno? Ma adesso c'è stata una prima settimana di lavoro, ne seguiranno altre due, questa la prossima, auspicabilmente se il tempo tiene, quindi consente all'impresa di lavorare una decina di ore al giorno. Sono lavori necessitati purtroppo dal fatto di aver riscontrato ulteriori cedimenti lungo il manto della statale 13, che è un manto che sopporta un traffico molto pesante in tutti i sensi e che ha portato, diciamo così, a queste imperfezioni del manto stradale che creavano pericolo anche proprio per gli automobilisti, oltre che per i pedoni e i ciclisti che corrono lungo i marciapiedi laterali. Senta Sindaco, 20.000 i transiti e c'è anche un bel numero di mezzi pesanti. Sì, è un traffico assolutamente insopportabile, Tricesimo lo sopporta in modo particolare nelle ore di punta, però sono volumi, diciamo così, che comportano manutenzioni ordinarie frequenti. Purtroppo è la terza volta in 10 anni che si interrompe la circolazione nei due sensi canonici per la statale 13, portando a una deviazione. L'abbiamo voluto fare a metà ottobre proprio per non danneggiare ulteriormente le attività commerciali, i pubblici esercizi nei prossimi mesi. Ecco, noi ci auguriamo veramente che l'impresa possa portare a termine i lavori entro una quindicina di giorni, riblando così la strada nel senso normale. Ecco, è spiegabile come il fatto che passano così tanti mezzi pesanti da queste parti? Ma qui purtroppo ci sono due questioni. La prima è che la statale 13 è purtroppo l'asse di congiungimento, al di là appunto del traffico locale, dei pendolari, che congiunge comunque il Friuli verso il nord, Tarvisio e anche l'Austria, quindi ci sono anche, soprattutto tra i mezzi pesanti, molti mezzi di paesi stranieri che scelgono di fare la strada normale a causa anche dei costi che si sopportano in autostrada. Dall'altro lato Tricesimo è l'unica località assieme a Casarsa della Delizia nel Friuli Venezia Giulia che è assolutamente divisa in due. È una situazione che ci crea una serie di problemi non solo sul piano viabilistico, della sicurezza, dello spostamento dei cittadini da un lato all'altro della statale stessa, ma anche in termini di salute, perché l'inquinamento è molto consistente e questo non va assolutamente bene. Adesso il Friuli Venezia Giulia Strade e la Regione faranno un ulteriore approfondimento sugli studi di fattibilità che sono stati predisposti negli anni passati per cercare appunto delle alternative o quantomeno di suddivisione su arterie laterali una parte del traffico che transita sulla statale. Ecco, concludendo, nei mesi scorsi c'è stato l'abbattimento di 4 edifici propedeutico alla realizzazione di una rotonda. Sì, l'idea dell'amministrazione che avevamo maturato fin dal 2018 era quella comunque di eliminare almeno 2 dei 3 semafori che intasano ulteriormente il traffico. In Piazza Verdi, che l'amministrazione comunale ha acquistato e poi demolito 4 immobili che oltretutto erano parzialmente utilizzati e abitati, e abbiamo messo a disposizione di Friuli Venezia Giulia Strade stessa l'area e metteremo a disposizione il progetto che è in corso di redazione, dopodiché si sottoscriverà prima di Natale una convenzione in base alla quale Friuli Venezia Giulia Strade poi realizzerà la rotonda centrale appunto di Piazza Verdi. Ritorna dopo 3 anni il tradizionale appuntamento con le premiazioni dei maestri del commercio a Villa de Claricini, organizzato dall'associazione 50 e più, 42 i commercianti premiati alla presenza del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli. Premiazioni oggi a Villa de Claricini di Moimaco ai commercianti, rappresentanti appunto del commercio del territorio della provincia di Udine. Si tiene oggi qui una cerimonia significativa
perché si parla di passione, di professionalità, territorialità. Questa è l'importanza del premio che oggi ricevono i commercianti e gli esercenti della provincia di Udine. Presidente di Confcommercio, presidente nazionale Carlo Sangalli, lei ha evidenziato il fatto della territorialità, dell'importanza per intessere i rapporti sociali sul territorio. È proprio così come dice lei, perché questo è un premio che ha un grande valore e un grande significato, e oltretutto in un momento ancora è così difficile, per non dire drammatiche, a livello internazionale ed anche economico, e quindi ha un doppio significato questo premio, perché significa appunto riconoscere agli imprenditori e ai loro collaboratori questa capacità di resilienza e questa capacità di creare valore per il territorio, perché l'impegno di questi nostri maestri del commercio è sempre stato quello di creare una comunità, di valorizzare questo concetto di comunità, e quindi è una bella giornata. Però su questi imprenditori incombono nuvole nere. Certo, è un momento certamente difficile, un momento delicato, perché ci sono di fronte nuove e gravi emergenze, a partire per esempio dall'inflazione che ormai sfiora il 9%, ma soprattutto da questo insostenibile caro energia. E allora non c'è tempo da perdere, bisogna agire e bisogna fare in modo che questa emergenza venga affrontata soprattutto a livello europeo, e come era avvenuto durante la pandemia, con un recovery fund e con un controllo dei prezzi dell'energia e del gas e dell'elettricità. A questo punto proporrei anche una testimonianza che abbiamo raccolto fra gli imprenditori presenti qui in sala oggi. Non solo io, ma ho sentito tante altre realtà. Sì, perché anche il mio corso è venuto fuori sulle 7.000, no? Che si pagava un 2008, 3.000, no? Sono arrivati a 7.000 raddoppiati e non si sa dove si fermano. Voi come fate in questo periodo, se dovete cercare appunto, se dovete pagare queste bollette? Esatto, questi qua sarebbero i nostri guadagni, stiamo lavorando per queste cose qua. Non è niente da fare, e chi non lo ammette si mette alla prova. E quindi avete cominciato a razionalizzare all'interno, perché anche nella sua attività come fa? Deve spegnere frigoriferi, come fa? Si cerca di non sprecare, perché anche gli aumenti non puoi triplicarli, perché anche dopo il consumo non è consumato. Si lamentano un po' che si lavora poco così, ma anche le famiglie hanno delle difficoltà, perché le spese le raggiungono anche loro. E oggi assistiamo alla premiazione di maestri, persone che da tanti anni si stanno adoperando sul proprio territorio. Però c'è sempre questa incombenza, le bollette. Però stiamo attraversando l'ennesimo periodo complicato, negli ultimi 4 anni ne abbiamo avuta una dietro l'altra, prima il Covid, poi l'inflazione, mancanza di componentistica, adesso il costo dell'energia. Insomma, non v'è dubbio che il nostro tessuto imprenditoriale viene messo a dura prova. Ora davvero, come dice lei, il problema delle bollette è cogente, ci troviamo di fronte a delle bollette che si trovano a dover pagare sti commercianti davvero impegnative, e noi come Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo fatto una serie di misure, non ultimo il bando che si aprirà nei prossimi giorni di 40 milioni di euro, al fine di, come dire, poter aiutare in parte, ci mancherebbe altro, in parte queste imprese. Il problema vero è che bisogna ritornare un po' indietro. Non dico, l'inflazione probabilmente non la fermi e devi raffreddarla, indubbiamente devi raffreddarla, ma per quanto riguarda il caro energia, qualcosa va fatto a livello di comunità europea. Senta, oggi anche un messaggio importante, lei ha evidenziato il ruolo che hanno le attività
appunto di questo genere sul territorio. Beh sì, insomma, parliamo del commercio, i centri storici, i paesi sono mantenuti vivi proprio dalla presenza dei tanti commercianti, dei tanti artigiani che in questi periodi non semplici, non facili, hanno anteposto spesso l'interesse verso i propri lavoratori, verso la comunità, piuttosto che al proprio portafoglio. Questo è un plauso che io voglio fare davvero a tutti, indistintamente, perché credetemi, riuscire a tenere aperta la Saracinesca con questi chiari di luna, si dice, non è assolutamente facile e il più delle volte non è economico, però resistono, dimostrano di aver tenacia e voglia di continuare a mantenere le proprie attività. E noi adesso ci fermiamo per una breve pausa, rimanete comodi lì. Seconda parte di A voi la linea, laboratori, murales ed esplorazioni della natura. Così in 10 mesi si è sviluppato il progetto Capovolgere all'infinito, un calendario di 60 iniziative che ha coinvolto oltre 20 scuole della regione. Tra fine ottobre e inizio novembre si svolgerà un ciclo di conferenze. Claudia Cantarin, curatrice di questo progetto Capovolgere all'infinito, di che cosa si tratta? Allora, il progetto Capovolgere all'infinito è un progetto promosso da Damatra che ha visto da gennaio ad oggi il coinvolgimento di 6 comuni del territorio con una partecipazione in rete di diversi partner. L'idea del progetto Capovolgere all'infinito vuole in qualche modo, come dice proprio il nome stesso del progetto, ribaltare continuamente dei punti di vista per immaginare una nuova comunità educante che miri allo sviluppo e al potenziamento dei nostri bimbi e dei ragazzi del territorio. Che cosa si fa nella fattispecie? Cosa fate all'interno di questi incontri? Ha trattato in ognuno di questi territori diversi modi di relazionarsi con la comunità, quindi abbiamo fatto dei murales partecipati, degli incontri con le associazioni con la realizzazione di mappe di comunità, abbiamo portato del teatro partecipato nelle piazze, quindi tanti diversi laboratori e tanti diversi stimoli per in qualche modo risollevare, riportare una visione diversa dopo questo periodo di stop che abbiamo avuto. Adesso il prossimo step? Allora, il prossimo step inizia venerdì 21 ottobre e con questo percorso di formazione verranno sempre nei 6 comuni coinvolti, ci saranno 6 diversi punti di vista per ragionare sul significato di comunità educante. La comunità educante, come sappiamo, non è solamente la scuola, quindi non è unicamente ciò che avviene all'interno delle mura scolastiche, ma è una rete forte tra famiglia, istituzioni, ovviamente scuola, associazioni e quindi territorio. Si parlerà di creatività, si parlerà di inclusione, si parlerà di danza e movimento. Avremo un'alternanza di visioni, quindi alcune più frontali con dei dialoghi continui tra i relatori e la comunità, altri invece più di tipo di workshop, quindi dove la comunità si metterà in gioco e si confronterà con le nuove espressioni che andremo a trattare. Assessore, quanto è importante, soprattutto dopo 2 anni di pandemia, riscoprire una comunità educante che riesce a portare avanti, insomma, il pensiero, formare le persone? Sono 2 le cose importanti. Il primo è riscoprire la comunità, che non è luogo limitativo ma è luogo aggregativo di arricchimento. La seconda è quella di comprendere che l'educazione è un percorso molto ampio che vive anche al di fuori della scuola, vive nella famiglia, vive nei contatti, vive nella conoscenza, nelle competenze che vengono trasmesse anche non formalmente. In questo caso addirittura sono state coinvolte 20 scuole per 10 mesi, tanto è stato lo sforzo. In questo progetto sì, ma anche in tanti altri progetti. L'obiettivo della Regione Friuli Venezia Giulia, che anche ha sopperito in questi anni a mancanze del Ministero dell'Istruzione, è proprio quello di garantire che ci sia chi entra nelle scuole e ci sia la possibilità di uscire dalle scuole, perché appunto la comunità è qualcosa di molto ampio.
Il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi fa il punto sull'autunno per quanto riguarda il Covid, una patologia oramai presente e può essere affrontata con maggiore consapevolezza. In coerenza con i dati che si stanno vedendo nell'intero Paese, insomma, stiamo osservando un rialzo dell'infezione. Fortunatamente vediamo che non c'è coerenza tra il rialzo dell'infezione e la domanda ospedaliera. La domanda presenta naturalmente anche ospedaliera un lieve rialzo, ma in questo momento noi continuiamo a osservare il fenomeno, sicuramente avendo molti più, i nostri sanitari hanno delle conoscenze molto superiori rispetto al passato, quindi come sempre non bisogna creare allarmismi, ma nello stesso tempo non bisogna sottovalutare un fenomeno che si sta ripresentando. Naturalmente era una cosa che tutti ci attendevamo, le condizioni di vita delle relazioni delle persone cambiano anche con le stagioni che presentano una temperatura diversa rispetto al passato. Insomma, affrontiamo queste cose conoscendo in maniera molto più precisa quelli che sono i fenomeni, come vanno governati, e nello stesso tempo auspichiamo una adesione importante al secondo richiamo booster, quindi la quarta dose, in particolare per le persone che hanno una fragilità, perché questo li protegge ovviamente dal contrarre l'infezione e con un'infezione che naturalmente si potrebbe scatenare in maniera diversa rispetto alla protezione del vaccino. Rispetto all'anno scorso è stato un'estate dove comunque il Covid è rimasta una presenza costante con dei picchi anche dei contagi. Questo magari potrebbe alleggerire l'autunno? Ma io credo che sicuramente contrarre il virus ti porta ad avere una forma di protezione per un certo periodo. L'infezione c'è stata, però abbiamo visto un'infezione completamente diversa, quindi dobbiamo abituarci a convivere con queste situazioni e quindi mi pare che il sistema sanitario su questo abbia maturato un'esperienza importante, tutti quanti ci rendiamo conto che viviamo delle condizioni completamente diverse, quindi prendiamo atto di questo e procediamo positivamente alla vita più normale possibile. Io penso che il vaccino sia un elemento di protezione estremamente importante, in particolare per le persone fragili, perché se noi vediamo quello che è accaduto nel corso della pandemia, dal primo momento fino alle fasi attuali, vediamo come le persone che sono state colpite, la prevalenza riguarda il con Covid, non per Covid, no? Cioè, è chiaro che una polmonite scatena delle condizioni che tu hai e di conseguenza ti porta purtroppo anche alla morte, come purtroppo abbiamo registrato. Io penso che la vaccinazione sia, lo ripeto, una risposta di sicurezza e poi anche alle persone anziane noi dobbiamo garantire le condizioni di normalità. Questo è uno sforzo che dobbiamo fare, dobbiamo renderle sicuramente protette e riportare le condizioni di vita alla normalità, perché questa non possiamo pensare di essere condizionati dopo tutti questi anni, l'intera società e quindi a partire anche da loro. Si chiama Allertamente, il nuovo piano di comunicazione della Protezione Civile regionale con 3 video animati diffusi in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Particolare attenzione ad allerte meteo e maltempo con avvertenze e consigli utili. Vediamone uno. Siamo al meteo, nuvolosità variabile su tutta la regione. Hai consultato il sito della Protezione Civile per controllare il bollettino di criticità regionale o se è stata emessa un'allerta? In caso di allerta meteo, la Protezione Civile Friuli Venezia Giulia diffonde un bollettino di criticità e un'allerta regionale, dove trovi la previsione meteo, la descrizione degli scenari di criticità prevista,
idrogeologica per temporali, idrogeologica e idraulica in base a 4 zone di allertamento in cui è suddiviso il Friuli Venezia Giulia, A, B, C, D. I rischi naturali che determinano gli scenari di criticità più comuni sono meteorologici, vento forte, neve e ghiaccio, idraulici, piene dei corsi d'acqua o mareggiate sulla costa, idrogeologici, frane, colate detritiche o allagamenti dei corsi minori, idrogeologici per temporali. A cosa servono i colori? Il livello di criticità è classificato in scala crescente con i colori verde, giallo, arancione e rosso e in particolare ad ogni colore sono associati una serie di fenomeni possibili. Verde, criticità assente. Non sono previsti fenomeni significativi che possano mettere a rischio la tua sicurezza. Giallo, criticità ordinaria. Sono previsti fenomeni localizzati che potrebbero mettere a rischio la tua sicurezza. Arancione, criticità moderata. Sono previsti fenomeni diffusi che mettono in pericolo la tua sicurezza. Rosso, criticità elevata. Sono previsti fenomeni numerosi ed estesi che mettono in grave pericolo la tua sicurezza. Dove puoi trovare il bollettino di criticità e allerta regionale? Il bollettino di criticità e l'allerta regionale sono sempre aggiornati sul sito web e sui canali social della Protezione Civile. Allertamente. Se riconosci i rischi, puoi evitarli. Molto bene, la nostra Beraldo è pronta a schiacciare il pulsante che manderà la sigla di chiusura. Grazie di cuore per la cortese attenzione e un saluto anche ad Ada Peressi al banco audio. Alla prossima.